se potessi parlarti di me in questi giorni. Masterclass di canto oggi all'Accademia Palladium di Favara. Ospite dell'insegnante Lia Minio, la nota cantautrice romana nonché professoressa del noto talent Amici di Maria De Filippi, Grazia Di Michele. L'artista, durante la sua permanenza a Favara, ha ricordato agli allievi della Palladium come sia difficile la carriera del canto. La strada è lunga e piena di ostacoli, ha detto, e senza i relativi sacrifici e lo studio, la sola voce potrebbe anche non bastare. Chiaramente passa la personalità insieme alla voce, ma la voce è un elemento importantissimo per farla passare. E vedo ragazzi da tanto tempo, oramai sono 13 anni che lavoro ad Amici, ma anche prima ho iniziato a lavorare con loro, faccio tanti stage, ho tante scuole, ho tanti seminari. Il comune denominatore è l'amore per il canto. Poi la strada per arrivare a diventare dei cantanti affermati o famosi, quella è un pochino più difficile. Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo di tanti talent show per i bambini, proprio per giovanissimi. Poi però questi bambini godono di un po' di successo e poi cosa succede? Succede che se si fa vivere questa esperienza in maniera sana, come se fosse un divertimento, non succede niente. Il problema è quando si pongono troppe aspettative e si fa pesare ai bambini il peso di queste aspettative, allora sia per i genitori e sia per i bambini diventa una cosa che si vive male. Il canto è libertà, è gioco, è creatività e quindi fa benissimo ai bambini imparare a cantare, fa benissimo studiare e fa benissimo anche partecipare a dei talent se lo si fa in maniera sana, senza spirito competitivo. Con l'arrivo a Favara di Grazia Di Michele si chiude quindi l'anno accademico della Palladium che annualmente alla vigilia delle vacanze estive offre ai suoi allievi l'opportunità di conoscere i big della musica italiana. Io dopo un anno, per me è importantissimo questo appuntamento che io faccio sempre ogni anno a fine di un anno, appunto un percorso formativo che faccio con i miei allievi, chiamare una special guest per venire un po' a revisionare tra virgolette il lavoro svolto, il lavoro fatto in un anno con i miei allievi e chi meglio di lei. Chiamare per me, avere qui stamattina Grazia Di Michele sono molto onorata di averla perché credo che è uno del massimo di insegnanti che abbiamo a livello nazionale. Poi è una persona dolcissima, sta dando tantissimi bei consigli ai miei allievi che sicuramente le faranno crescere sia artisticamente che anche caratterialmente. Nel corso dell'intervista è emersa anche la sensibilità della stessa cantautrice per gli animali. Io amo gli animali, ne ho tantissimi, ho insieme a mia sorella 33 cani che abbiamo trovato in giro per strada, sono proprio quelli abbandonati all'ultima spiaggia, ho 15 gatti attualmente e ho adottato con la LAV, che è la Lega Antivivisezione, una tigre che si chiama Antares che è stata tolta da un circo dove la maltrattavano. La LAV lavora affinché i circhi che non rientrano nella normativa e che maltrattano gli animali liberino quelli che appunto sono in difficoltà. Questa tigre è in un centro di recupero in Toscana. Sarebbe bello che ognuno di noi potesse adottare uno di questi animali. Basta andare sulla LAV, Lega Antivivisezione, e vedere quali animali adottare.